Volevo condividere con voi alcune riflessioni su quello che qualche volta chiamiamo fascicolo socio-sanitario elettronico a Regione Veneto e sul fatto che non può più essere semplicemente visto come un bidone che contiene la storia clinica di tutti i pazienti ed che sia semplicemente visto come una raccolta di documenti. Ok. Perfetto, grazie. In effetti la prima accezione che tutti abbiamo sempre dato al fascicolo era che fosse quella cosa che deve raccogliere la storia clinica di tutti i cittadini che afferiscono al nostro territorio di competenza. In realtà poi è evoluta questa definizione in il fascicolo è quell'indice regionale quantomeno, anche il Ministero della Salute si è già mosso in quest'ottica, che deve raccogliere a livello di una regione, diciamo così, deve indicizzare tutti i documenti clinici che sono prodotti sul paziente. Questo è riduttivo e ormai, ma forse lo sapevamo anche prima, non basta più. Oggi la proattività del sistema si limita, diciamo così, in molti casi a dire semplicemente che sì, c'è posta per te, cioè c'è un nuovo documento che afferisce al paziente Mario Rossi e che è finito nel fascicolo e quindi è disponibile per gli operatori e forse un giorno sarà disponibile anche per il cittadino. Questa funzione, seppur utile, e siamo convinti che sia utile, che abbia una sua utilità, non è più sufficiente. Di questo credo che chi ha fatto qualche esperienza forte sul tema se ne sia già reso conto da un bel po' di tempo. Sostanzialmente, faccio solo una parentesi sulla slide, qualcuno ha pensato allora che fosse utile avere una sintesi dell'informazione del paziente ed è stato introdotto, e chiaramente ha una fortissima utilità anche questo nuovo strumento, il patient summary, cioè se volete come viene denominato in italiano il profilo sanitario sintetico. Aperta parentesi, nella parentesi se ne vedono ancora pochi, chiusa parentesi. Però anche questo, di fatto, essendo un profilo generalista, non è specializzato in qualche patologia, è un profilo che per la sua natura e per dichiarazione è un profilo generalista. Può servire, è utile, ma anche questo ha un uso limitato, o troverà un uso limitato. Qual è la vera sfida? La vera sfida è gestire i processi. E credo che qualche collega prima di me anche se ne sia già accorto e lo abbia anche già sottolineato, il valore aggiunto lo otterremo dalla gestione dei processi. Spesso parliamo di processi diagnostico-terapeutici, sono di solito mutuati a partire da linee guida e la definizione migliore, adesso che io ho scherzato un po' con le parole, è che è un percorso, viene chiamato anche dagli anglosassoni clinical pathway, è un percorso che ci dovrebbe guidare, quando arriviamo a un bivio ci dovrebbe dire con quali criteri scegliere una strada piuttosto che l'altra, con l'obiettivo di raggiungere uno dei target di salute che il paziente deve raggiungere per la salvaguardia dello suo stato di salute. Bene, oggi più che mai un percorso clinico non è più relegato ai confini di un'unità operativa, ai confini di un'azienda o di una struttura. Pensate all'ospedale al territorio, per esempio, e ai percorsi di presa in carico tra ospedale e territorio, e qualche volta non è neanche più relegato ai confini di un'azienda. Le alte specialità
se volete, o le eccellenze, sono presenti in qualche azienda e non in tutte. Basti pensare, che so, alla neurochirurgia, di cui abbiamo fatto molti progetti di televideoconsulto neurochirurgico, ma come la neurochirurgia anche tantissime altre specialità. Non troviamo tutte le specialità e tutte le eccellenze in una sola organizzazione. E quindi quello che prima facevamo all'interno delle nostre mura, oggi, sia per razionalizzazione delle risorse che per chiaramente cambio dei modelli organizzativi, non può più funzionare così. Un esempio. Questo è un esempio tratto da National Health System dell'Inghilterra su come si decide qual è il clinical pathway di un paziente che deve andare verso un percorso chirurgico per la diminuzione, l'intervento sulla sua stato di obesità. Sulla sinistra vedete il territorio, medici di medicina generale per esempio, indicati come GPs, ok? E sulla destra vedete la struttura ospedaliera con diversi attori all'interno della struttura, l'anestesista, il chirurgo, il dietista. E non è detto che il territorio che sta fuori sia la stessa azienda dove verrà poi, forse, se ci sono i criteri, operato il paziente. Ne trovate ormai in letteratura di disegnini di questo tipo, tanti quanti ne volete. Il problema spesso è arrivare a condividerli, perché, come succede in questi casi, quando le organizzazioni interessate sono diverse, bisogna condividere, cioè avere un agreement una convenzione, diremmo, tra aziende diverse sul come trattare o su dar chiarezza anche verso il cittadino su quale è il percorso che ci porta a ottenere dei servizi. L'introduzione quindi del concetto di workflow, flusso di lavoro, traduzione in italiano, è un passo necessario per passare dall'idea di dati e documenti centrati attorno al paziente, che servono, meglio se sono strutturati perché magari così aiutano il nostro workflow a fare delle proposte anche proattive, ma bisogna passare all'idea di percorsi di diagnosi e cura che vedono al centro il paziente, dove in quest'ottica i dati e i documenti sono accessori rispetto al percorso. Il fascicolo è un accessorio molto utile che deve servire a gestire i percorsi di diagnosi e cura, i flussi che ormai non sono più pensabili come nati e morti all'interno della stessa organizzazione, qualche volta della stessa struttura, qualche volta della stessa unità operativa. Il concetto non c'è nuovo. Ogni volta che sviluppiamo un software, di fatto, che lo facciamo consapevolmente o meno, stiamo cercando di cablare all'interno dell'applicativo un workflow, un flusso di lavoro. Quindi noi siamo abituati a trattare con i flussi, avere a che fare con i flussi di lavoro, perché lo abbiamo sempre fatto, se abbiamo esercitato una buona committenza. Se no, di solito gli utenti poi si arrabbiano perché non gli serve a niente il programma, perché succede anche questo. L'esperienza del RIS-PACS piuttosto che della telemedicina effettivamente fanno questo. Poi se volete il RIS-PACS molto spesso è una partita tutta interna, ma non sempre. La telemedicina è una partita che ha già visto qualche esperienza di cooperazione tra aziende diverse. E non parlo di cooperazione applicativa, parlo proprio di cooperazione fra persone, mediante l'uso di uno strumento informatico. Quindi l'elemento emergente non è il workflow in sé, ma il fatto che i nuovi assetti organizzativi e la razionalizzazione del sistema sanità, non sistema informatico, ci portano a dover cooperare fra organizzazioni diverse, fra sistemi diversi.
Io adesso non entro nei dettagli, lo faranno i colleghi dopo nelle prossime presentazioni, di cosa fa o non fa l'XTW. Certo che ci deve dare le funzionalità di cui abbiamo bisogno, ed è sulle funzionalità che noi verificheremo se è buono o se non è buono. Poi che il servizio abbia una sintassi di un certo tipo piuttosto che di un altro, a noi alla fine, ok, dico interessa poco, in realtà un certo interesse ce l'abbiamo e vale tutto il discorso che è stato fatto dagli interventi prima sul fatto che sia standard, che possa essere, come dire, un prodotto di mercato e via dicendo. Però se non ci dà il risultato che speriamo ci dia, anche il più elegante degli standard non ci serve a niente. Questo dobbiamo averlo ben presente. Okay? Questo non è sminuire lo standard, ma è dire che proprio bisogna collaborare, cooperare prima di tutto nella creazione dello standard perché abbia tutte le funzionalità che realmente servono. Quindi bisogna che, lavorando in un'ottica sovraaziendale o comunque across le aziende, ci dotiamo di un framework che serva realmente allo scopo che ci siamo prefissi, come vedremo anche poi in esempi portati successivamente, che è quello di lasciare le risorse e le competenze dove sono, sì di far viaggiare le informazioni, ma di gestire anche il flusso di lavoro per evitare che le informazioni ci scappino da qualche parte e non producano nessun risultato. Le presentazioni successive, credo aver visto almeno 3 o 4, se non sbaglio, possibili casi d'uso, cercheranno di farci capire oggi come realizzare un sistema di questo tipo, utilizzando e cercando di far evolvere, se necessario, gli standard che adottiamo. Grazie.